Va ora in onda Lega e dintorni. Vita delle sezioni, impegno dei cittadini sul territorio. Con Stefania Paccagnella e Marco Grimoldi. Buon pomeriggio da tutti i nostri radioascoltatori, da Marco Grimoldi e Stefania Paccagnella. Ah, sei sempre uguale, Stefania. Cosa fai sabato, Stefania? Cosa fai? Guarda, canterei ma evito senza paura. Io vado in Duomo a Milano. Allora ci troviamo. Ricordati Sì. che la manifestazione parte alle ore 13 da Porta Venezia e poi pian pianino si arriva in Piazza del Duomo. Sì. Poi sono curioso perché abbiamo qua un giovane del Ticino e poi anche città metropolitana che non bombarderemo di domande. Ogni promessa è debito. Certo, perché Ogni purtroppo promessa è debito. Non l'abbiamo fatto parlare alla prima puntata quando c'è stato però il ha portato battesimo. fortuna, Ha Sì. detto 30 secondi ha parlato e quindi adesso è muto. No. Abbiamo fatto diventare rosso, non diciamo il perché, per come, lui è sempre Cose Lega. private. Cose private. Allora, iniziamo dall'interrogazione. Non politicamente, direi. No, ci mancherebbe. Allora, chiunque vuole entrare tramite telefono con noi, il numero è il seguente: 0299472222. Per quanto riguarda il WhatsApp è 340 670 9659. Nient'altro, Stefania, ti giro. Nient'altro, ciao Natalia. Ciao Natalia, ho dimenticato. Posso lanciare un saluto a due gentili persone, giovincelli, che uno di nome fa Natale e l'altro Manuel. Poi li diremo alla fine chi sono queste persone. Certo. A te, guarda, c'è qua il signor... non so, come si chiama questo ragazzo qua? Cristian Colombo, uno dei giovani più promettenti, importanti, attivi, è perseverante, tenace, poi cosa possiamo dire? Determinato, disponibile, perché ha una disponibilità. Io penso che a volte abbia in giro un gemello, perché lo trovi ovunque, aiuta tutti e quindi... Stefania sta diventando rosso. Ma è la verità. No, la cosa buona è che mi sono segnata che una cosa che mi è piaciuto, che ho letto, è che è un ragazzo che ha la mano ferma sul timone. Cioè è bello aspetta che lo tengo giù perché si sta verso alzando, il suo obiettivo, però diciamo che anche l'umiltà di ascoltare chi ha fatto strada, persone comunque che lo seguono e lo stanno facendo crescere. Sappiamo benissimo che la Lega aiuta i ragazzi a crescere. Mi riferisco in particolar modo a Fabrizio Cecchetti, l'onorevole Fabrizio Cecchetti, e alla nostra Carolina Pellegrini, che sono persone veramente in gamba e che danno valore a chi lo merita. E infatti quindi lui è dentro anche in consiglio comunale, dirò. Sì, oltre a città metropolitana. Sì, ne fa tante di cose. Sì. Ne fa tanto. Ogni tanto Sì. lo vedo che è in giro assieme ai giovani del Ticino, non del Ticino, a raccogliere spazzatura, No, infatti, boschi. inizio io con la domanda stavolta. Infatti vai, volevo... allora, dai social si vede che a volte sei molto arrabbiato con chi abbandona i rifiuti sulle strade, in mezzo ai boschi. Hai fatto dei video dove tu personalmente raccogli sacchi e sacchi di immondizia, e questo è un tema importante per l'ambiente,
per tutto quello che è comunque la cura dei paesi che abitiamo, dei territori. Vuoi dire Assolutamente. qualcosa in proposito? Sì, intanto grazie Stefania, grazie Marco, è sempre un piacere essere qui. Saluto Fabrizio, Carolina, che li abbiamo menzionati prima in collegamento, e anche i ragazzi che sono qui in ascolto. Faccio il coordinatore provinciale dei Giovani del Ticino da qualche anno, sono orgogliosissimo di questa missione. Quando ero stato nominato avevo detto una cosa, sarebbe stata la mia più importante battaglia da portare avanti, avrei messo tutto quello che potevo dare a disposizione del partito, del movimento, per farlo crescere, per fare anche un ricambio generazionale dei ragazzi, e sono contento che adesso ci sono ragazzi 13, 14, 15, 18 anni che proprio negli ultimi mesi si sono avvicinati, tanti sono anche incuriositi, tanti saranno presenti alla manifestazione di questo sabato senza paura, anche se sono ragazzi molto piccoli, alle prime esperienze dicono io voglio esserci perché voglio portare la mia testimonianza, la mia presenza, e dire che non sono battaglie vecchie, battaglie superate, ma anche un giovane, anche un ragazzo di età adolescenziale crede e vuole combattere per i valori che ha la Lega, la difesa dei confini, la difesa dell'identità, la difesa delle tradizioni, dei nostri simboli. Quindi noi ci saremo, e della cristianità, quindi ci siamo e ci saremo. Manifestazione pacifica, assolutamente pacifica. Certo. Che qualcuno ci vuole purtroppo vietare di poter organizzare, ma noi ci saremo, anche le istituzioni, le forze dell'ordine, dato assolutamente il benestare. È illiberale pensare che possa essere vietata una manifestazione di questo genere. Detto questo, tornando invece all'attività che rivendichiamo tanto, che è quella di attaccamento e legame col territorio, c'è proprio quella di essere dei presidi, delle sentinelle via per via, quartiere per quartiere, periferie, centro. Non c'è assolutamente nessun confine nel quale noi non andiamo per fare questa battaglia, che è molto semplice in realtà. Quando c'è qualcuno che sporca, quello che sporca deve pagare. Se il comune, in questo caso, non attiva quelli che sono gli strumenti immediati per fare delle attività di sanzionamento o di scoraggiamento di questa attività non solamente illegale ma piuttosto illecita, ma piuttosto fastidiosa, perché tutti noi paghiamo le tasse, penso ci rompa piuttosto le palle vedere che ci sia qualcuno che sporca la nostra città. Casualmente sono persone che magari non appartengono proprio alla nostra comunità, quindi magari vengono anche da altri comuni, altri paesi vicini per fare questa deturpazione del nostro territorio. Quindi noi ci siamo molto attivi. Da quando sono coordinatore forse una decina almeno di raccolte, anche questa domenica mattina eravamo lì a presidiare un parco e a raccogliere insieme anche le associazioni, quindi non ne facciamo solo una battaglia politica, ma cerchiamo di condividere col territorio, e siamo contenti che questa iniziativa vada avanti e riscuota successo e condivisione non solamente dai nostri sostenitori militanti, ma anche dai cittadini comuni che si avvicinano anche alla Lega, perché è una battaglia di cura e amore del territorio. Sì, perché poi anche il sistemare il bosco, pulire dell'immondizia è un qualcosa di far vedere anche ai bambini, ai ragazzini, di non buttare la roba perché così sporchi, perché deve arrivare un altro. Sì. E sono tante cose che la Lega le inculca nelle persone queste. Assolutamente. Penso di poter rivendicare che noi come Lega Giovane abbiamo raccolto più rifiuti di tutti i ragazzi che sono stati a manifestare negli anni con la Friday for Future e la nostra amica Greta Thunberg, che adesso scappa via dalla Svezia perché ci sono troppi fascisti e quindi andrà via con lo zaino in spalla, giusto per cogliere un po' l'attualità. Io vedremo, non lo so, a scrocco si può dire. Sicuramente, però la invidio perché noi anzi ci teniamo a vivere di quello che possiamo guadagnare, quindi lo rivendichiamo con orgoglio. Sì, perché poi adesso, a prescindere che sei qua, lo puoi dire anche te, non sei solo nel tuo comune, ma vai in tanti altri comuni e via dicendo a fare questo tipo di discorso con giustamente i giovani che tu trovi in quel comune e fanno, si può dire, posso dire capo a te. Sì, ne sono orgoglioso, anzi chi veniva soprannominato capo è quello che ha inventato la Lega, quindi mi onora questa cosa assolutamente. Però sì, siamo una bella squadra, siamo una quarantina nella zona, come dicevo è un momento di ricambio generazionale, perché veramente negli ultimi 12 mesi circa una decina di ragazzi si sono avvicinati al movimento, chi più attivamente, chi meno perché ha impegni di studio e lavoro sacrosanti, e sì, giusto questa domenica eravamo a Pregnana Milanese, che è un paese vicino a Roma, l'abbiamo organizzata a Legnano, la organizzeremo una prossimamente ad Arese,
però facciamo anche tanto altro, e quindi quello è solamente una dimostrazione tangibile, molto concreta, di quello che è la voglia di dedicare il tempo al nostro territorio. Beh, sono belle iniziative, dai. Ti faccio una domanda, chi s'avvicina di più? Più i ragazzi o le ragazze? Cioè, chi più è curioso del movimento di iniziare un discorso con i giovani e il movimento della Lega? Tendenzialmente noi siamo un po' famosi per essere un gruppo prettamente maschile, quindi magari siamo un po' meno bravi a raccogliere quello che è il potenziale femminile che può offrire anche in politica, e abbiamo tanti casi, da Isabella Tovaglieri, Carolina Pellegrini, quindi un tocco femminile sicuramente è fondamentale per attenzione, sensibilità diverse ma complementari, quindi questo è sicuramente importante. C'è da dire che i ragazzi, quindi maschi, sono più convinti delle battaglie. Tendenzialmente dall'altro canto vedo le ragazze che sono più curiose di capire certi aspetti, perché c'è una scelta di scendere in campo, di dire la propria, quando potenzialmente, ma penso guardando anche voi, sarebbe più comodo non fare attività, lamentarsi e basta. Invece noi studiamo, ci impegniamo tanto tempo nelle nostre attività di militanza, e quindi questo spesso non viene capito e veniamo visti come degli alieni. Poi però quando le persone hanno bisogno devono chiamare qualcuno e quando chiamano noi ci siamo più che volentieri per rispondere a loro. Stefania, un'altra frase che ho sentito adesso da Christian: studiamo. Diciamo che tutte le persone che sono venute qua tra me e la Stefania a parlare delle loro sezioni hanno tutte la parola studiamo, tutta Studiamo e preparazione. cioè Sì, vedi sì. Christian, è una cosa molto importante, perché andare e vai che vai bene, scusate il termine, però lo studiare, il prepararsi, il No, sapere. vinciamo anche quel pregiudizio. Di solito dicono che siamo noi leghisti che hanno i pregiudizi, tendenzialmente quando ci sentono parlare dicono: "Ah, ma di che partito sei?" "Della Lega." "Della Lega? Ma tu sai coniugare i verbi, sai utilizzare il congiuntivo, eppure siamo della Lega." Anzi, l'attività amministrativa è prettamente di studio. Poi non vi nascondo e non lo nego che utilizzando adesso i nuovi dispositivi tecnologici, quindi anche l'intelligenza artificiale applicata in modo intelligente, si riesce a essere molto più produttivi. Da quando c'è l'intelligenza artificiale ho triplicato la mia produttività in consiglio comunale, ma tendenzialmente gli interventi forse sono anche più forti, più diretti, più precisi, anche gli atti amministrativi sono impostati in modo migliore, e questo dobbiamo essere sempre noi a governare, come politici ma anche come uomini, la macchina e la tecnologia. Sì, perché noi ci definivano grezzi, rozzi, barbari, Assolutamente. però alla fine i discorsi erano quelli che sta tirando fuori adesso Christian. Cioè, la preparazione di base ci deve essere, non puoi andare a parlare senza sapere che cosa stai dicendo. Sì, lo puoi fare così, ma alla fine è un boomerang che ti ritorna indietro, e quando ritorna fa male. No, quindi il consiglio che diamo a tutti i ragazzi, a tutte le persone anche meno giovani, è continuare a studiare. Uno, perché fa sempre bene alla testa, ma se vuoi fare politica e vuoi stare in mezzo alla gente devi studiare anche dall'ultima persona. La persona più umile che ti trovi davanti ha sempre qualcosa da insegnarti e qualcosa che non sapevi. Certo, quindi... e poi frequentare soprattutto i gazebi. I gazebi è la certo. parte dove tu impari tanto del territorio. Abbiamo fatto recentemente un evento di orientamento universitario. La domanda: ma tu che fai politica, perché non hai fatto scienze politiche, ad esempio? Io non ho fatto scienze politiche e da un certo punto di vista lo rivendico, perché avevo impostato la mia carriera su altri aspetti che in realtà sono tornati adesso nella mia professione. Però per fare politica assolutamente io penso che l'attività di gazebo valga molto più di tanti esami. Poi anche quelli sono fondamentali in un percorso, ma non sono indispensabili, mentre io penso che nessun politico che voglia rappresentare una comunità più o meno grande non possa sapere com'è la vita o come rispondere alle domande di un cittadino. Magari tanti giovani democratici o di altri movimenti arrivano sognando di fare una grande carriera con grandi studi alle spalle, e poi li metti sotto un gazebo e la signora giustamente o il signore ti chiede sanità, ti chiede trasporti, ti chiede lavoro, e non sanno come funzionano i servizi comunali o come proprio dare una risposta che sia un ascolto attivo. Magari non hai la risposta sotto mano, perché tante volte vorremmo avere la risposta in mano per rispondere alla gente, ma non si ha sempre. Però quello è una palestra fondamentale e la rivendico con orgoglio, la palestra più importante della vita. Quindi benissimo. Dici poco, cioè, e poi presumo che sono tutte cose che ti hanno
insegnato i tuoi genitori. Sì, sì, Tante assolutamente. cose che vengono... Questo di più la mamma, sicuramente, ad Perfetto, ascoltare. perfetto. Salutiamo la mamma di Cristian. Ciao Rita. Ciao, ciao. No, io lo vedo da qualche anno. Prima lo vedevo in foto, ultimamente ci si sente molto spesso perché comunque Christian è molto vicino anche nell'ambiente delle associazioni e soprattutto fondatore dell'associazione animalista Amici on the Road, giusto? E quindi ci si sente spesso perché appunto da appassionata di animali, eccetera, ci siam trovati, Christian una sera m'ha coinvolto, con le signore che gestiscono le varie comunità feline della città di Rho e quindi diciamo che non è soltanto, politica inteso come amministrazione, burocrazia, ma anche voler porre anche delle soluzioni concrete a ciò che concerne proprio l'ambiente degli animali, insomma degli animali d'affezione, perché anche se poi, si tratta di, gatti tra virgolette "randagi", io sfido chiunque a non affezionarsi ai micetti, ai gatti che comunque vivono all'interno di queste colonie feline. Sì, è stato un esperimento di successo, perché mettere assieme delle persone anche spesso fragili che hanno bisogno di risposte, di supporti, è stata un po' una prima esperienza che abbiam fatto ormai 4 o 5 anni fa, di dare veramente un supporto concreto alla gente, vedendo un'inerzia delle istituzioni, perché non possiamo nascondercelo che il nostro comune è stato abbastanza fermo sulla questione. Abbiamo deciso: mettiamoci noi, non dico in proprio, ma organizziamoci e lavoriamo, ma così come sul sociale, così come anche sull'attività che dicevo prima di orientamento scolastico, l'attività di presidio e controllo del territorio, ma di per sé anche la politica, perché dobbiamo dircelo, noi che siamo amministratori locali, se siamo consiglieri comunali, la nostra attività è volontariato puro, perché non abbiamo un rimborso spese così significativo da dire possiamo fare quello di lavoro. Chi fa l'amministratore in giunta e il sindaco giustamente ha delle retribuzioni perché ha delle grosse responsabilità, però tutti quelli che fanno politica, dagli amministratori locali ai semplici militanti, fanno un'attività preziosa di volontariato, la più alta delle attività di volontariato, mi sembra che viene definita anche da un qualche santo padre che ci ha preceduto nel corso della storia. Eh sì, perché adesso siamo tutti volontari, cioè siamo tutti volontari che, tra virgolette, impegnano il loro tempo in una cosa che credono, in una tradizione che va avanti, in un qualcosa. Marco, scusa, il filo sta... Sta tac tac. Pensavo di fare un po' di casino, dai. Cioè, e tutto è preparazione, come dicevi te. Io di lui ho un ricordo, e posso dirlo senza metterti in imbarazzo. No, tanto... Dovevamo preparare un evento a Rescaldina e a un certo punto lo sentivo più di mia moglie, cioè, perché lui era maniacale. Allora è pronto questo, allora c'è quest'altro, allora i tabelloni, allora dobbiamo andare a mettere, allora è fermato tutto. È finita che gli ho ciulato 2 bandiere della Lega che so che mi avrebbe ricordato alla fine, quindi l'ho anticipato, perché in politica è fondamentale attaccare sempre, quindi sì. attacco prima io perché... E sto ancora aspettando le 2 bandiere che ha portato via senza accorgersi, ma è stata una bella esperienza, perché poi sono arrivati lì anche tutti i suoi ragazzi del Sì, eravamo Ticino, era una ventina con Isabella, con Emanuele Isabella, Monti, quindi sì, ricordo bene. Una bella serata, un bel Sì, confronto su tanti temi, partendo proprio dalla sanità, dal welfare di comunità, Sì. alle risposte che deve dare l'Europa, quindi veramente spaziamo su tutto e su questo impariamo, perché poi un domani potremo essere noi a essere le persone che sono chiamate a prendere sì. delle decisioni molto importanti. Ritorno alla questione degli amministratori, dei consiglieri comunali come noi. Anch'io lo faccio per volontariato, annusate, prendo 0 a livello di gettone di presenza. E io posso dire con fermezza, almeno quello che penso, che se un sindaco fa bene il suo lavoro, a volte è fin troppo poco retribuito. Però volevo chiederti, le pecche del tuo sindaco di Rho, dell'amministrazione,
puoi dirci qualcosa in merito, perché hai toccato lievemente il tema parlando appunto delle colonie feline, di ciò che non è stato attivo sul territorio per affrontare appunto questo problema. Certo. Volevo sapere appunto quali sono appunto, ciò che ha sottovalutato maggiormente in questi anni. Sì. So che l'anno prossimo andrete al voto. Sì, ci stiamo preparando. Esatto. Sì, ci stiamo preparando. Ovviamente la Lega ha la vocazione di essere il partito del territorio, quindi veramente stiamo ascoltando tutti, stiamo sentendo tutti, dai piccoli problemi alle grandi necessità, ad esempio del commercio, dello sviluppo del territorio. Ecco, a me non piace parlar male, anzi se posso parlar No. bene, di qualcosa, di qualcuno, anche se dall'altra parte politica cerco di farlo, Hai ma aiutato anche a appendere un manifesto quando sì. qualcuno aveva strappato il Sì, manifesto son del contento. referendum. Anch'io l'ho fatto, L'abbiamo ho fatto messo la tutti. colla su un altro manifesto e poi dopo ce li hanno tolti, però io sono andato lì, ne vedo di un altro partito in opposizione, potrei, ma fregatene, però No, dai, tendenzialmente cioè, non siamo noi quelli che strappano i manifesti. Uno può essere in disaccordo con noi, ma se sappiamo di essere convinti di aver ragione, la nostra idea è più forte. Peccato per come è andato il referendum, insomma, potevamo sicuramente fare di più. Io non guardo gli altri, la campagna anche scorretta che è stata fatta, rivendico anzi che potevamo comunque fare di più proprio come centrodestra. È stata un'occasione persa purtroppo dal nostro paese, ma andiamo avanti, guardiamo avanti ancora più uniti e più determinati. Sì, sulle pecche purtroppo della nostra amministrazione comunale, magari chi ci segue da casa può conoscerla, soprattutto perché c'è la fiera, siamo un polo internazionale, tra poco arriverà Mind, uno dei più grandi distretti di innovazione del mondo, eppure la nostra amministrazione dedica tanto tempo, penso, alle piccole cose, quando invece un sindaco dovrebbe essere quasi tutti i giorni in Regione Lombardia, quasi tutti i giorni a Roma, quasi tutti i giorni ad Anci, quasi tutti i giorni in Fondazione Fiera a rivendicare una presenza politica della nostra città. Noi abitiamo in una zona che è irrodense, ma non è ben definita, ci definiscono Alto Milanese, alcuni anche il Bollatese, la parte ovest di Milano. Io rivendico, proprio perché sono giustamente come tutti i leghisti campanilista, che la mia città sia il capoluogo della propria zona. Quindi questa amministrazione che non lavora a livelli alti, purtroppo ci sta portando a perdere occasioni su occasioni. Faccio l'esempio più semplice: settimana prossima c'è il Salone del Mobile a Milano, se non sbaglio, ci sono installazioni in tutta Milano, anche fuori Milano, di design, varie attività che coinvolgono anche molti ragazzi giovani che veramente fanno le serate a Milano. Noi, nonostante abbiamo il salone a 500 metri sì. dal confine, proprio penso a dove viene inaugurato, se non che è proprio territorio di Rho, purtroppo questo capitale non riusciamo a portarlo a casa. Adesso arriverà Mind, quindi il distretto dell'innovazione, su anche impulso di Regione Lombardia, che ha appena deliberato le ZIS, le zone di innovazione per i nostri territori. Abbiamo presentato una mozione proprio per dire: sindaco, vai a trattare con Mind, con le grandi università, con i centri di ricerca, con Regione Lombardia, per far sì che noi possiamo avere una ricaduta molto positiva sul nostro territorio. Quindi questo è un tema principale. E poi purtroppo questa cosa, anche a cascata sulle piccole cose, c'è l'inerzia dalle buche, dalla manutenzione stradale mancante, dai servizi cimiteriali che non sono all'altezza, dal supporto al commercio che purtroppo è un tema condiviso anche da tante amministrazioni. Ieri sera, ad esempio, ad Esio a incontrare la sezione per un tema legato a città metropolitana, anche loro dicono: il nostro commercio è in difficoltà, eppure le nostre amministrazioni di centrosinistra non riescono a lavorare sui grandi eventi, sui contributi, su quelli che possono essere i supporti e il coinvolgimento soprattutto di questa classe di lavoratori, che ovviamente non è garantita insomma da sindacati come altre, a sicuramente associazioni di categoria, ma piuttosto che scioperare il venerdì lavorano forse un giorno in più i nostri commercianti. Quindi un pensiero a loro e un ringraziamento per quello che fanno, dando servizi di prossimità, supporti alle persone spesso anziane o fragili, e soprattutto la vitalità dei nostri quartieri, delle nostre città.
tu sei anche consigliere in città metropolitana. Sì. Stavamo facendo un discorso l'altra volta e poi l'abbiamo interrotto. Le pecche? Cos'è che Allora, ce ne si sono parlava tante. di province, stavamo parlando. Allora, su quello, se potete dirmi di trovare un aspetto positivo dell'ente città metropolitana, farei fatica veramente a trovarlo, se non la disponibilità di parte del personale, che una parte veramente si ammazza di lavoro e cercare di seguire un po' tutti i cantieri, le opere, le delibere, le determine per darne attuazione. Il grande problema è che da quando c'è stata quella sciagurata riforma che ha voluto il PD, di sostanzialmente rimuovere le province elette da parte dei cittadini, praticamente nessuno sa più che cos'è città metropolitana, nessuno sa più cosa fa l'ente provincia, e quando un cittadino non è vicino alle istituzioni, le istituzioni iniziano a essere molto autoreferenziali e a rispondere sostanzialmente a interessi che non sono solo quelli della gente, ma tendenzialmente dell'istituzione stessa. Quindi abbiamo questo grosso problema. Si supererà questo problema? Si supererà, spero. La strada virtuosa l'ha indicata non solo la Lega con Calderoli e con tutti i nostri onorevoli e ministri, ma l'ha indicata secondo me il Friuli Venezia Giulia, che ha riportato le province in modo più efficace rispetto a quello che era prima. Loro possono andare avanti, immagino, in virtù del loro statuto speciale, però ci ha dettato la strada, ha detto si può fare. So che stanno dialogando, giusto sabato ero con il nostro coordinatore regionale del Friuli Venezia Giulia dei giovani, che saluto, David, ci siamo sentiti, abbiamo fatto un po' il punto su tutto, è stata una bella occasione, quindi questo tema della vicinanza della gente alla istituzione è fondamentale. Lo vediamo nel comune, vai a suonare al campanello al sindaco praticamente, l'onorevole lo vedi sul territorio, il consiglio di città metropolitana non lo conosce nessuno, però può decidere tanto. Stefania, io lo spengo un attimo, che così riprende fiato, riprende tutto, e andiamo in pausa. Sempre voglio sapere il titolo della canzone che tu hai scelto. Adesso dopo? Ma no, dopo, dai. Dai, dopo. Lasciamo la suspense. Vai. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza! Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Sempre più liberi, con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Senza di me tu vai via, non puoi aspettare tanto tempo inutile, è così, tu vai sola via. Sì, che vai via, ma che freddo fa, se tu vai via non vuoi aspettare neanche il tempo utile, perché da me lo so si va soltanto via le mani dagli occhi, che senso ha se poi ti tocchi i pensieri ancora lontani, 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 lontani. Strana magia, in un istante tu vai via, non vuoi leccarmi tutte le ferite, è così che tu
vai via, ma da quando è qua, no, non sei più mia. Tu sola che hai legato tutte le ferite, lo sai da me, tu non puoi proprio andare via, via le mani dagli occhi. Che senso ha se poi ti tocchi i pensieri ancora lontani e vai via, via le mani, via gli occhi. Che senso ha se poi mi blocchi le mani e rimandi a domani, 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 domani e per sempre domani, domani. Oh, domani è sempre domani. Noi ricordati sabato che ci troviamo, Ma chi è che la canta questa canzone? Mi stavo mettendo a cantare, ma ora per evitare. No. Comunque, in onore di sabato, via le mani dagli occhi dei Negramaro. Ah, bellissima. Sai che io sono Pooh e solo Pooh e nient'altro. Senti, Christian, abbiamo al telefono una persona che può tirarti le orecchie se hai detto qualcosa di sbagliato. Ti lascio a te, immagino che è il tuo referente per quanto riguarda i giovani. No, esatto, se me le tira Luca volentieri divento anche un asino, se me lo dice lui mi tira le orecchie lui, però diciamo che non è capitato così frequentemente, qualche volta forse sarà anche capitato, quindi no, mi fa piacere essere in trasmissione con un amico, è un politico che ci rappresenta con orgoglio a livello nazionale anche in televisione, quindi Luca Toccalini, grazie di essere qua e benvenuto in trasmissione. Ciao Luca. Tenuto. Ciao Christian, ciao Marco, ciao Stefania, ciao a tutti. Eccoci. Ha detto tutto bene il ragazzo qua, cioè altrimenti... No, ma Christian l'ho sempre detto, lo dico anche qui, è uno dei nostri, adesso ormai non più piccolo genio, perché anche lui, ridendo e scherzando, inizia a avere anche la sua età, però è entrato talmente giovane che davvero si è fatto un'esperienza incredibile in questi anni e la cosa che ho sempre invidiato è che riesce a fare 100 cose insieme fatte bene, tra l'altro, e di solito quando si fanno tante cose si perdono pezzi, invece devo dire che è un po' un supereroe da questo punto di vista, il capogruppo a Rho. Poi quando ovviamente abbiamo un comunicato da fare, un po' di comunicazione, è il primo che ci dà degli spunti, è sempre presente sul territorio, ha sempre seguito gli studenti, diciamo che averne 100 di Christian, ecco. Guarda Luca, ti dico una cosa, la sedia si sta alzando, lui sta diventando rosso, lo tengo giù perché altrimenti mi vola in alto. Siamo persone estremamente umili, quindi anche il complimento più semplice veramente fa molto piacere, poi da chi mi ha insegnato la militanza fa molto piacere, quindi grazie Luca. Dai, chiedi tu, fai qualche domanda a Luca, dai. Vai, vai. Luca, se posso, so che era un tema che ti avrebbero posto anche Stefania e Marco, però l'avevamo seguita da vicino quando seguivamo molto da vicino il discorso scuole, quando ero coordinatore federale delle scuole, il tema del bullismo, cyberbullismo, utilizzo dei nuovi dispositivi digitali. Adesso abbiamo l'ottima proposta che ha fatto Alberto Stefani, il nostro governatore del Veneto, visti anche gli ultimi casi di cronaca, ecco, è importante che la Lega sostenga questa battaglia. Se riesce a dirci qualcosa in più, assolutamente sì, volentieri. No, su questo sono molto contento che l'attenzione mediatica che ha posto la Lega poi si è trasformata di fatto in un tavolo del governo che porterà, spero, nelle prossime settimane, quindi entro fine mese, ad avere una bozza di un disegno di legge che partirà sicuramente dal governo ma che arriverà poi tra Camera e Senato, proprio che va nella direzione che anche il resto d'Europa e del mondo sta seguendo. La più recente è stata la Grecia, che proprio settimana scorsa ha vietato l'accesso ai social network per tutti coloro che hanno meno di 15 anni, proprio perché purtroppo c'è un uso non consapevole di questi strumenti che sta diventando deleterio per intere generazioni. Da questo punto di vista anche il ministro Valditara si sta impegnando molto per accelerare i tempi e per arrivare a una risposta nel più breve tempo possibile che vada in due binari. Il primo binario è quello sicuramente del divieto di accesso per chi ha meno di 14 o di 15 anni. Questo è un tema che è presente, l'età
tra cui uno dice vabbè, un anno in più, un anno in meno cosa cambia? È chiaro che a quell'età un anno in più, un anno in meno fa davvero tanto la differenza. 14 anni stiamo parlando di ragazzi che sono in prima superiore, 15 anni stiamo parlando di ragazzi che sono in seconda superiori, salvo ovviamente una bocciatura. E io su questo, vi dico la verità, sarei più orientato a un'età che va in base al ciclo scolastico, quindi un divieto fino alle scuole medie, per intenderci, perché poi quando arrivi alle superiori si sa benissimo, ci siamo passati tutti, tu puoi essere al primo anno, ma ovviamente frequenti anche coloro che sono al secondo, al terzo, al quarto, al quinto, quindi hai a disposizione questo strumento diciamo con altre mani, con altri device che non sono il tuo, quindi questo è un ragionamento da fare. Però al di là dell'aspetto di divieto c'è un aspetto che è fondamentale, su questo davvero ringrazio il ministro Valditara, che è l'aspetto dell'educazione digitale, perché questo è un altro passaggio nevralgico e fondamentale. Quante volte a scuola si tratta di questi temi, si parla, si discute, si coinvolgono i giovani, tendenzialmente purtroppo mai. E invece il ministro Valditara ha inserito l'educazione digitale, che quindi va a toccare non solo ovviamente l'aspetto dei social network, ma proprio l'utilizzo di tutti i device, dal televisore, perché ormai dal televisore si può fare tutto, non è più il televisore di una volta nostro a tubo catodico dove cambiavi il canale, alzavi il volume e se proprio volevi esagerare usavi il televideo. Ecco, oggi col televisore puoi fare davvero miliardi di cose, quindi da questo punto di vista su quello, sui cellulari, sui PC, su qualsiasi strumentazione, sugli orologi paradossalmente, avere un po' di educazione digitale per i nostri ragazzi diventa davvero importante. E anche ovviamente non da sottovalutare un aspetto formativo per gli insegnanti, perché lo stavo dicendo poco fa, io sto facendo una serie di incontri, dopo di voi incontrerò Google proprio su questo tema, perché stiamo coinvolgendo ovviamente gli operatori che hanno in mano questa strumentazione. Ecco, chiaramente io che ho 35 anni faccio fatica ad approcciarmi magari con dei nuovi social network o magari con dei nuovi device che sono usciti più recentemente, perché ovviamente cambiano le generazioni e cambiano ovviamente anche le tecnologie. Figuriamoci un insegnante di 50, di 55 anni, che giustamente non per colpa sua è più indietro rispetto ad alcuni ragazzi e ad alcuni più giovani. Quindi è necessario e doveroso anche formare i nostri insegnanti proprio sull'educazione digitale, sullo strumentazione, anche magari avvalendosi di qualche professionista esterno che magari portandolo in una scuola può raccontare ai nostri giovani qualcosa di diverso e un qualcosa magari di sano anche per appunto farli crescere nel modo più corretto. Su questo per esempio un tema che è emerso al governo è magari il coinvolgimento di alcuni influencer, certo non gli influencer magari che vediamo ogni tanto scorrendo sui social, esatto, che non sono esempi positivi ma tendenzialmente sono effetti negativi, ma invece magari qualche influencer, me ne viene in mente una, Geopop, magari qualcuno che ci ascolta la conosce, che fanno invece informazione, fanno cultura e diventano anche interessanti appunto per far vedere che non tutti questi strumenti sono negativi, ma anzi possono essere sfruttati in un modo giusto, ma in un modo sicuramente che può essere utile per le generazioni. E quindi anche su questo, tornando al tema, collegandomi al tema bullismo e cyberbullismo, anche questo è fondamentale perché ovviamente quante volte leggiamo insulti, minacce sui social, ragazzi che vengono bullizzati e cyberbullizzati, attenzione, non da un nome, un cognome e una faccia riconducibile a una persona, ma purtroppo tante volte da gente che si nasconde dietro falsi profili, cosiddetti fake, quindi persone che non sono identificabili, che nemmeno a volte la polizia riesce a trovare perché si nascondono dietro non solo false identità ma anche da falsi collegamenti con le VPN e con altre strumentazioni, e poi però magari leggiamo le notizie di cronaca che portano questi ragazzi a finire in depressione e purtroppo in alcuni casi, e sono ancora troppo numerosi, anche in brutte situazioni finali. Quindi su questo c'è tanto da fare. Io spero con tutto il cuore davvero che il governo acceleri con le tempistiche, ma ovviamente bisogna prendersi il tempo necessario per fare la legge migliore, scritta nel modo migliore possibile, che non vada ovviamente a peggiorare la situazione ma a migliorarla, prendendo anche spunto appunto da paesi che l'hanno già fatto. L'ha fatto l'Australia, l'ha fatto la Grecia, lo ha fatto la Francia, ci sta lavorando la Spagna, lo ha fatto la California, a proposito di federalismo, come se in Italia lo potesse fare la Lombardia rispetto a qualche altra regione. E quindi ecco, secondo me c'è davvero tanto margine per fare del bene ai nostri ragazzi, e su questo devo dire che è una delle tante proposte che sono nate dai nostri giovani, dai giovani della Lega. Uno di questi è Christian, che ha sempre avuto a cuore il tema, e finalmente iniziamo a vedere uno spiraglio di luce in fondo a questo tunnel.
No, anzi, se posso, io spero che non ci ascolti nessuno di qualche altro partito, però fare una piccola proposta di legge dove all'esame di terza media, oltre all'esame e al titolo, diamo anche un patentino digitale a questi ragazzi in virtù dei 33 ore all'anno che fanno di educazione civica specifica sull'educazione digitale. Secondo me chiudiamo il cerchio e facciamo consapevolezza e diamo anche un senso ai ragazzi di quelli che sono gli step nella vita che sono fondamentali. La butto lì come idea. L'informazione. Può essere Sì, un'idea. anche perché ormai col telefono, col PC fai tutto. Non puoi ancora fare il caffè per adesso, però fai tutto. Nel mondo del lavoro ti serve tutti i giorni, sei attaccato al telefono per le chiamate, c'è il PC per i file Excel, i file in Word o le presentazioni. Quindi bene o male è giusto e doveroso, ovviamente sin dall'elementare in questo caso, approcciare all'utilizzo dei personal computer piuttosto che di altri device, però davvero non se ne può più fare a meno, purtroppo da una parte, per fortuna dall'altra, perché è inutile nasconderlo, la vita ce l'hanno anche agevolata se utilizzati nel modo corretto. Fare cose magari oggi anche con l'intelligenza artificiale è molto più semplice, però ecco, sempre con un uso consapevole e soprattutto regolamentato, perché altrimenti diventa una giungla e poi non se ne esce più. Va bene. Luca, io ho una domanda da farti, a meno che tu, Stefania, vuoi porre un'altra domanda. Cosa fai sabato? Ah, mi hai anticipato. Io volevo chiederti, Luca, cosa fai sabato? Ho detto la gentil donzella, è tutto. È un po' datata. Io ritornando ti pongo questa domanda. Perché sabato 18 aprile, ore 15, in Piazza del Duomo? È importante esserci perché siamo in un momento storico evidente, leggendo purtroppo i giornali tutti i giorni o guardando un telegiornale, abbastanza difficile, abbastanza complesso. Ci sono troppi conflitti che non abbiamo voluto noi, magari che succedono lontano da qui, che però ahimè pesano sulle tasche dei nostri cittadini quotidianamente. Se ne accorge chiunque riceve una bolletta a casa della luce o del gas, se ne accorge chi va a fare benzina e se ne accorge chi va a fare la spesa e vede degli aumenti che oggettivamente diventano insostenibili. Quindi essere in piazza al 15 significa alzare la voce contro chi questa crisi economica dovuta appunto a questi conflitti non la vuole minimamente affrontare. Io veramente mi è venuta la pelle d'oca l'altro giorno, per usare un eufemismo, visto che siamo in fascia protetta, ho letto le dichiarazioni del commissario europeo all'economia Dombrovskis, che dice che in sostanza, per esempio sul patto di stabilità, non si può in questo momento sospenderlo perché non siamo ancora in una grave crisi. Quindi è come se nella vita nostra normale ci stiamo per ammalare e non andiamo dal dottore, aspettiamo di peggiorare e magari di finire magari all'ospedale. Ecco, non funziona così nella vita reale. C'è un'Europa che è sempre più lontana dai cittadini, sempre più distante dalle esigenze dei cittadini, e però dobbiamo farci sentire. L'unico modo per farsi sentire per il popolo è la piazza. Noi ci facciamo sentire in Parlamento, c'è chi si fa sentire in Parlamento europeo, chi lo fa attraverso le amministrazioni locali, ecco, però serve anche un urlo di piazza. E io ringrazio davvero tutti quei militanti che sabato si metteranno in macchina, in treno piuttosto che in pullman e raggiungeranno prima il corteo di Porta Venezia e poi ovviamente Piazza Duomo, perché serve davvero la forza di tutti per dire l'Italia c'è e l'Italia non si fa mettere i piedi in testa da nessuno. Oggi Salvini ha riproposto ovviamente una richiesta importante, che è quella dello scostamento di bilancio, proprio per aiutare poi gli autotrasportatori, che sono quelli che trasportano il cibo e che stanno avendo degli aumenti notevoli che poi ricadono sui cittadini al supermercato, così come i cittadini che usano la macchina non per inquinare, come dicono Bonelli e Fratoianni, ma semplicemente per andare a lavoro, per andare a fare la visita medica o per accompagnare i figli a scuola. E quindi se noi dobbiamo aiutare assolutamente queste persone, e per farlo abbiamo bisogno ovviamente di una scelta dell'Europa. Se l'Europa ci dirà di no, faremo ancora una volta da soli, come già successo in passato, e lo sapete meglio di me. Matteo non ha paura, perché si è già subito un processo di 5 anni per aver bloccato gli sbarchi per sequestro di persona, e non avrà sicuramente paura di alzare la voce anche questa volta. Grazie di tutto, ti abbiamo portato via del tempo prezioso, però sono parole. Piacere. Grazie a voi per dare spazio davvero ai tanti militanti che ascolti in queste settimane. Perfetto Luca, ci vediamo sabato, ripeto ancora, 18 aprile, ore 15 in Piazza del Duomo. Grazie Luca. Grazie ciao. a voi. Grazie a voi. Ciao Buona Luca. trasmissione. E ritorniamo con
Cristian, a te Stefania, la domanda che vogliamo fare a Cristian, che l'abbiamo tenuto lì per quanto riguarda la cultura, quanto riguarda tutto quel movimento di cultura che le nostre tradizioni come Lega ci insegnano. Assolutamente essenziale, senza radici purtroppo non riusciamo a essere quello che siamo, senza radici al primo vento, al primo venticello possiamo essere sbattuti dal vento, essere sradicati da quella che è la nostra terra, da quello che sono gli insegnamenti, i valori delle nostre famiglie, delle nostre comunità. E come battaglia essenziale e determinante della Lega c'è quella dell'identità, e forse è quella cosa che ci distingue anche tanto dagli altri partiti rispetto al movimento giovanile, ad esempio, di Fratelli d'Italia, dei giovani del Partito Democratico. Quindi sicuramente il tema dell'identità, della valorizzazione di quelle che sono le specificità è fondamentale. Come si fa? In modo molto semplice, anzi rivendicando un orgoglio che non sia discriminante nei confronti degli altri, quindi un'appartenenza ferma a quelle che sono le nostre radici lombarde, le nostre radici provincia di Milano, per noi che siamo comunque del territorio. Noi l'abbiamo fatto con una bellissima rassegna dialettale con 7-8 iniziative dove abbiamo invitato poeti del territorio o comunque cantautori che scrivono opere in dialetto, nei vari dialetti che ci sono anche nei vari comuni. Poi insegnare e portare i ragazzi delle scuole a scoprire i luoghi, la cultura contadina mi viene in mente. Adesso uno dei progetti che mi piacerebbe realizzare, siamo in chiusura di legislatura, poi sono anche all'opposizione, però fossimo noi in maggioranza, proprio riscoprire che il cibo non viene coltivato al supermercato, ma c'è un agricoltore che adesso ovviamente non coltiva più la terra come magari in modo romantico, ma molto faticoso mi viene da dire, se succedeva tanto tempo fa, ma lo fa sostanzialmente curandosi del territorio e essendo lui custode di una terra che ha secoli e secoli di storia. Guarda, all'inizio di marzo abbiamo avuto qua Alessandro Corbetta, Ecco. che parlava appunto questa proposta di legge per quanto riguarda la valorizzazione della La cucina lombarda. cucina, ma soprattutto anche tutelare i luoghi sacri della tradizione cristiana. E lì da te a Rho c'hai il santuario. Sì, mariano. assolutamente. Mi dicono che c'è una telefonata in linea. Volentieri. Pronto? Sì? Devo urlare? Forte? No, sentiamo forte e chiaro. Perché io mi tengo la voce della Lega, sai? Sì, so chi Ormai sei, ciao. negli anni. Sì, Però quando si facevano manifestazioni, allora ne ho passate di tutti i colori e mi mettevano davanti in fila, no, davanti al gruppo, tu vai avanti che hai voce, urla sempre Lega. Guarda, anche il gazebo, quando siamo lì come radio a Pontida, ti sentiamo subito, guarda, perché sei il vieni lì a nostro trovarci megafono. e si sente in lontananza la tua voce. Esattamente, perché? E dopo dicono, ma perché sto qua urla? Perché io dicono che noi dobbiamo urlare forte i nostri valori, il nostro messaggio, d'accordo? Anche proprio politico, proprio, di difesa, quel messaggio che ci è stato trasmesso, tutto di difesa delle persone, del lavoro, delle attività, delle piccole attività, dei comuni, dei piccoli comuni. Partendo, noi in qualche modo, io mi sono fatto questa idea proprio parlando con Bossi proprio, perché lui aveva questa carica, trasmetteva questa carica, e poi ci domandiamo perché lui attraeva così. A parte che lui è nato proprio in quel periodo lì, proprio che proprio stava cambiando in qualche modo, no, la società, eccetera. Quindi è caduto proprio nel momento opportuno, dove si stavano decidendo tante cose, e lui ha anticipato tante cose che stavano avvenendo, no? Ecco, e lì io mi sono fatto catturare, insomma, da questa sua nerva, questa sua carica che aveva, che sapeva trasmettere, no? Ecco, e non bisogna perdere quella carica, bisogna sapere sempre che cos'è la Lega, il messaggio della Lega, anche i giovani di oggi, no? Non bevetevi di tutto quello che vi trasmettono nei collegamenti, nelle televisioni, di qua e di là. Guardate il messaggio fondamentale della Lega, che è quello che garantisce la nostra libertà, il nostro messaggio, il lavoro, le piccole attività.
parlavi del mondo agricolo, tu poi delle attività agricole, dei prodotti agricoli, sì, eccetera. Ma non solo quello, no. Ma ci sono tante altre attività, tutto il mondo dell'artigianato, le piccole attività. Sappiamo, no, che l'Italia non si è sviluppata, no, con i grandi gruppi industriali. Vedi poi la fine che ha fatto, per esempio, la Fiat, vediamo, sì, no? I grandi gruppi industriali che erano asserviti perché c'era il sindacato, il grande sindacato, no? Che in qualche modo poi vediamo che il sindacato, non so se faceva a volte, andava a vantaggio degli operai o magari no, intratteneva rapporti proprio con i rappresentanti, con gli imprenditori, quelli che davano il lavoro, no? Per entrare sempre, no, in questi rapporti sociali. La Lega è nata, quando è che è nata la Lega? È nata quest'anno, dico a voi giovani, non so se sapete, ma il 29 maggio c'è la ricorrenza ogni anno 1176 della battaglia di Legnano. Certo. E quest'anno ricorre l'850° anno di quella battaglia. Sì. Tanti dicono sia una battaglia storica, non si sa neanche chi era questo Alberto da Giussano, se effettivamente era esistito. No, il messaggio, quella battaglia c'è stata. Certo, certo. È la Lì è nata testimonianza, Lega. è la Sapete, testimonianza viva di quello che è l'essenza della Lega, rispondere al territorio, difendere la nostra gente e fare anche del lavoro una vocazione della terra. Quindi ti faccio solo un esempio al volo, Nicolò, giusto? sì. Esatto, Nicolò, ad esempio... Esattamente, questo non bisogna mai dimenticarlo. E poi, visto che parlavate dei computer, dei telefonini, Sì. dei social, un'altra cosa, guarda che non c'erano tanti social all'epoca di 30 anni fa, 40 anni fa con Botti, eccetera. Lui ha cominciato, ha detto, facciamo i banchetti! Sì. Assolutamente. Allora, noi ci vediamo sabato e ti sentirò lì in Piazza del Duomo a gridare, vienici a trovare perché io, la Stefania, Christian, siamo lì. E ci sentiamo nelle altre puntate che noi facciamo al mercoledì, né più né meno. Ti ringrazio e a presto. Ciao Nicolò, ciao. ciao, grazie. Bene. Sì, io lo conosco questo perché è famoso, questo signore veneto che niente. Abbiamo un'altra telefonata, Sì, forse? abbiamo un'altra telefonata. C'è Un caro amico un che caro amico. ci ha Chi è questo caro fatto amico? una bella sorpresa e E è in diretta. è in diretta. Il Ciao nostro Fabrizio. Cecchetti. Ciao Cecchetti, ciao Fabrizio. Ciao, Ciao Cec. Marco, ciao Stefania e un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Abbiamo qua anche un tuo concittadino, Christian Colombo. Che abbiamo rubato Christian. Bravo, tornerò però, non stare troppo a Milano, abbiamo bisogno di te, poi in tutta la provincia ci mancherebbe, ma ero. Assolutamente. Allora, ho fatto una domanda, prima avevamo qua Luca Toccalini, perché, adesso sento te, ti interrogo, perché sabato prossimo 18 aprile alle ore 15 a Piazza del Duomo? Perché è una manifestazione, sarà una manifestazione pacifica, colorata, serena, tranquilla, senza nessun tipo di problemi, con 3 parole d'ordine, che sarà pace, lavoro e sicurezza. È una possibilità che hanno tanti cittadini, al di là dell'appartenenza di partiti o politica, di dire e di raccontare qual è la nostra visione di Europa, che è nettamente differente da quella degli altri. Però sarà una manifestazione dove ci saranno tante proposte. Non sarà solamente, qualcuno pensa, una manifestazione di protesta. Noi non protestiamo. Noi su tante cose non siamo d'accordo, tante cose che stanno portando avanti gli attuali governanti europei, ma nello stesso tempo siamo quelli che proponiamo. Noi abbiamo un'idea d'Europa totalmente diversa da quella della von der Leyen. In questo momento una delle nostre proposte, che è la più concreta e dal mio punto di vista anche la più intelligente, in un momento dove ci troviamo davanti a 2 guerre, quella che c'è in Ucraina e quella che c'è in Iran, che ci stanno mettendo in ginocchio, perché il costo, gli aumenti, il carburante, il caro energia e di conseguenza poi il carrello della spesa che aumenta, banalizziamola per farla capire a tutti. Perché stanno aumentando i costi quando andate a fare la spesa? Perché
aumentando il gasolio per gli autotrasportatori, che sono quelli che portano avanti e indietro le merci, automaticamente lì aumenta il costo appunto del carburante, loro aumentano il costo delle merci, quindi il cittadino che va a fare la spesa trova in questi giorni i prezzi aumentati. Allora noi come governo abbiamo fatto tanto, abbiamo diminuito le accise, stiamo cercando di intervenire con i mezzi che abbiamo, però lo ha detto il ministro Giancarlo Giorgetti, che non è sicuramente l'ultimo, che è autorevole non solamente nel nostro paese ma nel mondo intero, che in questo momento l'unica soluzione è derogare al patto di stabilità. Cosa vuol dire? Vuol dire poter spendere qualche soldo in più, che in questo momento non c'è concesso, per aiutare le famiglie, per aiutare i cittadini, le imprese davanti a una situazione di difficoltà creata dalla guerra, per quello che la prima parola d'ordine è la pace, perché se non fermiamo la guerra diventa tutto complicato e anche inutile da un certo punto di vista, e quindi da lì noi partiamo, perché altrimenti poi tutte le conseguenze di queste guerre e di queste situazioni la pagano i cittadini. Quindi deroga al patto di stabilità per aiutare i nostri cittadini adesso. Bene, la von der Leyen e l'Europa dice no, fino a quando non entriamo in puro periodo di recessione, anche qui semplifico, cioè quando siamo morti tutti, economicamente parlando, ecco, lì ti dicono allora li potete derogare al patto. No, io voglio prevenire che si arrivi a quella situazione disastrosa come la recessione e quindi adesso ho necessità di derogare al patto di stabilità. Ripeto, non per buttare via i soldi, ma per aiutare i nostri cittadini, le famiglie, le imprese davanti a una situazione che, ripeto, che noi non abbiamo mai voluto, perché l'Italia non è mai voluta entrare in questa guerra. Chiediamo, anzi, che si smettano di spendere soldi per mandarli all'Ucraina per continuare l'altra guerra. Anche qui una cosa assurda, non so se ve ne ha già parlato Toccalini, il fatto che l'Europa permetta di fare debito per prendere nuove armi da mandare in Ucraina, ma non permetta di fare debito, in questo caso di sforare il patto di stabilità, per aiutare in questo momento le famiglie, per abbassare le bollette, per abbassare i costi di quando appunto uno va a fare la spesa e si trova i prezzi aumentati proprio dati da tutta questa situazione che ho cercato di comprimere in pochissimi minuti. Fabrizio, semplificare all'ennesima potenza. Fabrizio, ecco, chiudo veramente, mi raccomando, è importante essere in piazza, perché è appunto un modo di manifestare in maniera totalmente pacifica per portare avanti le nostre idee, che in questo momento sono le più concrete. Abbiamo anche proposto, sempre all'Europa, di abbattere per i prossimi mesi le tasse in più sugli ETS. Gli ETS Fabrizio, scusa se ti Fabrizio, scusami se ti interrompo, a me piacerebbe averti qua in trasmissione, un giorno combineremo con la Stefania, però purtroppo stiamo sforando, mi dispiace. Non vorrei portare via tempo al palinsesto di Radio Libertà. Però Vi aspetto alle 15 in Piazza Duomo, mi raccomando, in tantissime e sempre con il sorriso sulle labbra. Certamente, come Fabrizio. 40 anni fa ci ha insegnato Umberto Bossi. Certamente. Siamo andati avanti così con Maroni e Salvini, quindi vi aspetto in Ti piazza. ringrazio Grazie Fabrizio infinite. e ti Grazie aspetto a una Grazie. trasmissione fatta Ciao, doc Cech. con te. Ciao Cech. Ciao Grazie. a tutti, grazie. Stefania, abbiamo sforato, salutiamo, io ti saluto Christian. Grazie e Stefi, ci grazie troviamo Marco. alle ore 15 in Piazza del Duomo, E anche mi prima raccomando. per fare il corteo, quindi Va assolutamente. benissimo, grazie Grazie a mille, tutti. ciao a tutti. Ciao. Avete ascoltato